Eccolo lì. Ecco. Allora, sono arrivati i pezzi. Tutto arrivato, ma tanto non becchi niente. Dai, su. Tira fuori. No, guarda, non becchi niente. Dai. Perché? Perché sono le brutte persone, lo sai? Ma il campanello l'hai sentito o no? Senti. Suona. Ma chi? Ma guarda. È una brutta persona. Ciao a tutti amici, siamo pronti per una nuova avventura. Questa volta sarà dura, Sono da solo, dovrò farmi circa, fra andata e ritorno, quasi 1000 chilometri. Perché stiamo andando ad Ivrea, al Pike Island. Speriamo, perché come sempre, quando la Good Old Terror va a pesca e parte in avventura, sapete cosa succede? Piove, ovviamente. Cosa possiamo farci? Dovremmo studiarlo, come l'abbiamo detto più volte, come caso di sincronicità. La Good Old Terror parte all'avventura e va a pesca e piove. Che ci volete fare? Ciao a tutti amici della Good Old Terror. Ci troviamo insieme all'amico Luca vicino ad Ivrea, in un gioiellino chiamato Pike Island, dove si pratica la pesca al luccio ma fatta in modo sostenibile.
Qui è d'obbligo la prenotazione con largo anticipo, si può pescare infatti solo a numero chiuso per poter avere un'esperienza piacevole. Le sponde sono tutte accessibili tramite dei pontili e si possono prenotare anche le barche. Si pesca solo artificiale, senza ardiglione. Il pesce va slamato possibilmente in acqua ed è obbligatorio portarsi un guadino capiente. È d'obbligo utilizzare lenze in grado di reggere almeno 30 libbre e ovviamente il cavetto di acciaio. E qui si fa solo catch and release. C'è inoltre a disposizione un comodo gazebo dove mangiare e riposarsi condividendo con gli altri pescatori presenti momenti conviviali. Vabbè, noi si parla tanto di percolare, ma qui mi pare che è più altre cose. è più perculare che percolare. Questi qua vanno percolati. Questi qua vanno percolati molto bene. La mattina è iniziata con un setantello slamato nel sottobarca e un pinello portato a guadino, ma adesso tragedia, piove di brutto. Le infauste previsioni si sono palesate, quindi l'unica alternativa è il delirio al coperto, possibilmente accompagnato da birra e salame. Come si suol dire, non può piovere per sempre e infatti poco prima di mezzogiorno riusciamo a tornare in pesca e dopo aver provato qualche artificiale e invidiato un po' il nostro vicino di barca, arriva anche il mio momento. È arrabbiato. Ce l'abbiamo fatta, Bravo. Qua sai, la livrea, così non otteniamo poi il gran capitano. Ok, ora come vedete con un guadino bello capiente, di luce perfettamente tranquillo e rilassato. È come se non l'avessimo praticamente neanche, diciamo, pescato. A questo punto lo andiamo a recuperare dolcemente, spostiamo, eccolo, non è collaborativo. Ma giustamente, con un omone grande e grosso come te che lo vuole toccare, peloso, non è... Cioè, anch'io mi dimenerei, adesso, senza offenderti, Luca. Si è incastrato con i denti. No, si è incastrato di punta. Quel testone che si ritrova. Quella paperella. Nonostante quell'aria da bullo, il lucio è un pesce molto delicato. Come da linee guida del lago è importante usare un guadino capiente sia per guadinarlo che per verificare il suo stato di salute prima di rilasciarlo. Maneggiarlo meno possibile e rilasciarlo in sicurezza aumentano sicuramente le sue chance di sopravvivere alla cattura. È arrivata però ora di pranzo e il buon Simone ci richiama all'ordine presentandoci blocchi di suini grondanti di grasso e altre cose molto buone. Nonostante la pioggia ci abbia fatto pescare poco, la mattina è andata con 3 bei pesciolini, ma ora il richiamo del maiale grigliato ci chiama ad una nuova battaglia che sentiamo di dover combattere. Lui è un eroe! Il nostro eroe! Lui è il nostro eroe! Salvatore! A pancia piena si ragiona meglio e così possiamo raccontarvi un po' che cosa abbiamo utilizzato. Io sono rimasto sul classico, qualche esca gommosa per pescare più in profondità e qualche artificiale straconosciuto come ad esempio il Buster Jerk, un bel crancone che sott'acqua fa un casino irresistibile per qualsiasi esocide in agguato.
Poi un bel po' di ferraglia storica, quella ferraglia che ha fatto proprio la storia della pesca al luccio, ma nonostante tutto non passa mai di moda. Luca invece ha delle esche pazzesche. Io ammiro chi pesca mosche e soprattutto chi si costruisce le proprie esche e con quelle cattura le proprie prede. Ma oggi è decisamente il giorno dello spinning e non posso far altro che lanciare il mio super classico Martin 28 nel sottoriva, recuperandolo sopra un erbaio. Come dire, praticamente l'ABC. Attacco fulmineo, recupero immediato. Il tutto forse durato 5 secondi tra ferrarlo e guadinarlo. È importante infatti quando si va ad insidiare lucci di proposito avere attrezzature in grado di gestire recuperi veloci. Meglio avere tutto quindi un po' sovradimensionato. L'acido lattico che il corpo del luccio emette durante il combattimento può provocargli seri danni. A meno che non li peschiamo quindi in profondità, cerchiamo di recuperarli il più velocemente possibile e poi teniamoli un po' dentro il retino per monitorarli senza maneggiarli. Quando il luccio sarà pronto per andare, ce lo farà capire. C'è. Oh, Andy. Oggi si passa continuamente da sole a picco a pioggia battente, ma il luccio sembra apprezzare e quindi lasciati passare almeno i tuoni lampi che con le canne in carbonio non vanno d'accordo, si ritorna a lanciare ferraglia come se non ci fosse un domani. E con la pioggia e tanta il brutto tempo, il temporale, la pioggia, è venuto su ancora un pinello. È un po' un pirlino, nel senso che guardateci, non è proprio un pesciolino, niente a che vedere con quelli di prima. Guarda, non facciamo neanche troppa fatica, si è slammato da solo, te ne puoi tranquillamente andare. Allora ti aiuto giusto nella parte, eccoci qua, guarda. Vai Pinello! Buono? Era un pirla e si è fatto prendere da me. E cosa ti devo dire? Comunque di nuovo con lo spinner bite, Di nuovo con lo spinner bait, dai, per dirla bene. E ho pescato fino adesso col Martin 28 con il Buster Jerk, niente da fare, ho messo su lo spinner, primo colpo ci ha dato, quindi continuerò con lo spinner. Avanti, dai.
è una brutta persona. La ferraglia rimane la ferraglia, ma quando le catture si fanno difficili, lo spinnerbait rimane sempre un'ottima opzione. Esca di reazione che ci permette di pescare in mezzo a vari ostacoli come alghe e rami, emettendo forti vibrazioni e riflessi di luce con colori di skirt e trailer da scegliere in base alle condizioni dello spot. Che dire, un'esca indispensabile da portarci sempre dietro. Ordunque, ormai è tardi, stiamo per andare a cena, però bisognava prendere l'ultimo pesce. E di nuovo un pesciolino, e ringraziamo il buon Luca che mi ha permesso di rimanere qui sotto la pioggia battente fino all'ora del tramonto. In realtà la pioggia dopo un po' finalmente ci ha lasciato in pace, siamo riusciti a fare gli ultimi lanci. Questo è l'ultimo lancio per me. Allora, è un pinello. Vieni, amico. Allora, aspetta, facciamo così. Togliamo via un po' di rete. Sì, adesso ti lascio andare. Sei pronto? Sei pronto? Aspetta. Ecco, aspetta. Ecco, vai. Vai, amico. Vattene. Vattene. Allora, alla fin della fiera ho salpato 6 pesci, altri 2 li ho slamati sotto barca, altri 2/3 li ho slamati in corso d'opera, per cui la giornata si può dire positivamente conclusa, nel bene e nel male, qualcuno bene qualcuno male, ma non si fanno nomi. E adesso andiamo a mangiare. Però sapete la questione dell'ultimo lancio, no? Secondo me qualcuno vuole fare ancora l'ultimo lancio ed è giusto che lo fa. Vai. È stata una lunga notte e dormire in macchina non è più una cosa così facile per degli anziani come me. Comunque, sono circa le 6, ora facciamo colazione e rientriamo in pesca immediatamente. E niente, neanche stamattina il meteo vuole essere dalla nostra parte. Adesso andiamo a raccattare quello che rimane del Luca Ratti e pronti per salpare di nuovo. Andiamo a cappottare. No, oggi non si cappotta, oggi si prende, dai! Ma che cappotti e cappotti, dai Luca, su! Io son venuto qua per vederti prendere un luccio a mosca, non mi vorrai mica deludere. Dai, su, concentrati, ho solo un'oretta e poi io devo ripartire. Eccolo, vedete com'è concentrato adesso? Adesso sì, adesso è un tutt'uno con il lago, me lo sento, sta per arrivare la botta in canna, eccolo! Oh, no, l'ho preso io. The first of the day.
Eccolo. Pronti? Attenti. Vai, su. Alla fin della fiera io sono contentissimo, mi sono fatto... E io sono contento per te. Io sono molto contento. Grazie, sei una brava persona. Hai fatto tra andare e tornare 1000 km di strada. Non sono ancora tornato, devo ancora fare, torni però. dopo e farai 1000 km di strada. E vederti prendere luce è stata una bella soddisfazione. Un mio caro amico dice sempre: quando quelli in barca con me prendono i pesci, io sono contento che me l'avessi preso io. E per me è stata la stessa cosa. Poi in realtà è stato un gioco di squadra, perché comunque uno cattura il pesce, l'altro lo guadina, poi insomma una GoPro Uno in cattura acqua, il pesce e un l'altro dito nella bocca del rosso per slamarlo, però insomma è comunque un lavoro di squadra. E per cui io ti ringrazio per questa avventura, ringraziamo anche il titolare di questo posto, Simone, del Pike Island, perché ha tirato su una situazione molto interessante, una situazione che non è il classico lago pago dove vai, tiri e fai pollame, una situazione gestita bene dove il pesce è trattato come deve essere trattato. Te l'ho detto, non tenere le vette alte.